Vuol dire che si sblocca il cantiere, che si riparte alla grande con i lavori e oggi il cantiere produce circa 15 milioni di euro di lavori al mese, si passerà a 40-50 milioni di euro, ci sarà un cronoprogramma e soprattutto l'infrastruttura consegnata ultimata a settembre 2020. Poco più di 3 anni al taglio del nastro della Pedemontana Veneta, lo ribadisce oggi con più forza il governatore Zaia dopo la firma ieri sera del contratto con il concessionario SIS. Un accordo migliorativo, come ripete l'assessore De Berti. Noi non ci siamo persi d'animo, convinti siamo andati avanti nella trasparenza più assoluta, perché tutte le carte quando siamo passati in Consiglio regionale sono state messe a disposizione di tutti. E così domani sarà cancellata dal bilancio di previsione 2018 la pretesa dell'IRPEF che doveva finanziare l'opera. Centinaia le persone assunte negli ultimi mesi per un totale di 1200. Da subito si affronterà il nodo espropri. L'accordo rivede i flussi di traffico scesi da 33.000 veicoli previsti nel 2009 ai 27.000 di adesso e un risparmio per la regione di 6,7 miliardi. Ma guardi, è tragica questa cosa, cioè tutte le infrastrutture si basano sulla certezza dei flussi di traffico, quindi sulle previsioni di traffico. Io ho scoperto che non esiste una realtà che li certifica e quindi non avendo nessuna realtà che li certifica tutto è opinabile, quindi tra qualche anno qualcuno potrebbe dire avete fatto più traffico, bravi, ne avete fatto di meno, qualcuno potrebbe dire avete sbagliato.